con il suo movimento e i simpatizzanti generale ed europarlamentare annuncia che sarà della partita alle regionali. Parlerò con Lega e Centrodestra, intanto il carroccio continua la mobilitazione delle firme. A Porte Grandi all'imbarco verso l'isola di Torcello il presidio di protesta di Ampia Sinistra Italiana intona Bella Ciao, attacco il generale, no fascisti e razzisti. A Vicenza blitz notturno degli attivisti Notab che occupano il bozzodromo contro l'abbattimento dell'immobile per l'arrivo dei cantieri dell'alta velocità. Mattinata di incidenti lungo il passante di Mestre, 2 chiaschianti ravvicinati tra Spinea e Mirano, un ferito grave, 6 km di coda mandano in tilt il traffico. A Spinea folla commossa per l'addio al sedicenne morto nello schianto di Assaggiano che era riuscito a sconfiggere la leucemia e il rombo degli scooter degli amici e le parole della sorella. Denuncia penale Daspo di 5 anni per 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco, l'accusa di insulti razzisti dopo una partita del campionato dilettanti. Non solo la Dunata Nazionale di Biella, le penne nere già a lavoro per la Triveneta di Conegliano, continuano le riunioni operative, attendiamo almeno 40.000 persone. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito, elezioni regionali, irrompe nel centro-destra il generale Vannacci che scenderà in campo anche se non è ancora stabilito se con una sua lista o meno. Intanto da Conegliano il segretario leghista Stefani parla di mobilitazione permanente per far valere le pretese del carroccio sulla leadership in Veneto. Il Veneto è una delle regioni dove mi auguro alle prossime elezioni ci sarà una grandissima risposta. È determinato a passare all'incasso alle prossime elezioni regionali l'europarlamentare Roberto Vannacci che alle scorse europee ha raccolto in Veneto 75.000 preferenze. Osannato e contestato a Venezia come nel resto d'Italia, il generale rischia di essere un elemento dirompente alle urne a discapito non solo degli avversari politici ma anche del centrodestra e della stessa Lega Veneta. Risponde così alla domanda se alle regionali si candiderà. Per qualcuno sarebbe un incubo, ma non è ancora stato deciso. Se mi candiderò o no, vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. Un incubo potrebbe esserlo innanzitutto per quei leghisti che nel territorio non hanno visto di buon occhio la candidatura dell'autore del Mondo al contrario, che resta vago sull'ipotesi di schierare alle regionali in Veneto una propria lista. Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica. La strategia resta da approntare, dice, per il momento un suo partito non intende fondarlo, ma di certo non si allinea alla Lega quando si parla di terzo mandato. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. Da Conegliano, dai gazebo che chiedono un candidato governatore leghista, il segretario veneto Alberto Stefani si trincera dietro questa risposta quando gli si chiede se con Vannacci aprirà un dialogo. Io sono il segretario della Lega, quindi mi occupo di fare le liste per la Lega e di individuare le migliori figure che dal punto di vista amministrativo possano portare il miglior valore aggiunto al mio movimento. Il generale può portare consensi tra l'elettorato ma malumori tra i militanti, che ritrovato uno slancio identitario in quella che chiamano la difesa della linea del Piave hanno già raccolto ai gazebo 40.000 firme, tanto che Stefani va oltre. Questo movimento può lanciare una mobilitazione permanente per continuare a raccogliere le firme, ce lo chiedono i veneti. Zaia benedice la chiamata di popolo, anche se difficilmente sarà lui il candidato presidente. Vedo che i cittadini vanno a sottoscrivere, comunque, come si può dire, è anche un'occasione per fare un esercizio di democrazia e di coinvolgimento con i cittadini. Dopodiché vedremo quello che accadrà. Una testata ha lanciato l'idea di Zaia pro governatore. Spero che non sia una testata nucleare, nel senso che, mi scusi la battuta, ne leggo tante. Quello che farò e quando lo farò e come lo farò lo dirò io alla fine. In mattinata il presidio pacifico di Ampi Sinistra e comitati contro le posizioni di Vannacci, attivisti tenuti lontano dall'europarlamentare ma non per questo hanno rinunciato a manifestare il loro dissenso.
Noi crediamo che quello che porta avanti il generale sia odio, intolleranza, razzismo, valori che in questo territorio non devono trovare nessuno spazio. Noi siamo invece per la tolleranza, per la convivenza, per la solidarietà e per l'antifascismo. Partigiano, dammi via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. Associazione Partigiani di Marcone Quarto d'Altino, gruppo Bella Ciao, cittadini non indifferenti, in presidio pacifico per protestare contro la tappa veneziana dell'europarlamentare Roberto Vannacci. Agli attivisti non è stato consentito avvicinarsi al percorso programmato dal generale, che da Porte Grandi si è poi diretto a Torcello, ma la loro voce ANPI, Sinistra e comitati civici hanno voluto farla sentire comunque. È per dire tutto il nostro dissenso rispetto ai contenuti che esprime appunto questo europarlamentare. È un personaggio che comunque anche il Ministero della Difesa ha sospeso, e perché il nostro messaggio è quello del rispetto per tutti, uomini, donne, bambini, colore della pelle, orientamento sessuale, non c'è nessuna differenza, o meglio, siamo differenti sì, e questo è il bello. Ma è comunque importante essere qui, e la cosa positiva è che siamo tante realtà, non siamo assolutamente solo cittadini di Quarto d'Altino, ma ci sono tante realtà anche limitrofe, partiti, associazioni, da Treviso, da Venezia, da Mestre, Casale sul Sile, quindi veramente siamo riusciti a fare rete, e questo per noi è importante perché dimostra cosa pensano veramente i cittadini. Militanti storici che considerano Vannacci la personificazione di una deriva verso la destra estrema. Io ho sempre battagliato, specialmente contro i razzisti, contro tutti quelli che professano ideologie contro le persone. E sono orgogliosa di poter ancora dire che il fascismo non deve passare. Ed ora parliamo di elezioni regionali, seconda cena del centrodestra in poco più di una settimana nel Padovano. In 600 amministratori e politici hanno risposto all'invito di Leonardo Padrin. Tra i big veneti tentativi di disgelo. Li ha riuniti tutti quanti qua assieme per cercare un po' di coesione in questo centrodestra che mai come adesso in Veneto sembra diviso. Ma non li ho riuniti io, il centrodestra in Veneto ha voglia di far politica, ha voglia di partecipazione. Erano in 600 a Cervarese Santa Croce nella campagna padovana, alla fine alla cena per ricompattare il centrodestra organizzata da Leonardo Padrin, ospite d'onore il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Ai tavoli del gran cerimoniere Padrin hanno risposto amministratori locali e notabili della politica veneta, con una netta prevalenza di aderenti o simpatizzanti a Fratelli d'Italia e Forza Italia, e più di qualche assenza leghista. Convitato di pietra il futuro presidente del Veneto. Prima dell'antipasto, l'inno d'Italia, tra i commensali la domanda: il centrodestra veneto andrà unito alle regionali? Nessun dubbio da parte di Capezzone. Sarebbe paradossale dare l'idea di una decisione presa a Roma e imposta ai cittadini veneti che, diciamo, sono abituati da molti secoli orgogliosamente a decidere per se stessi e a non consentire ad altri di decidere da fuori. Sarebbe veramente assurdo pensare di impostare o imporre un meccanismo di questo genere, e non accadrà. Pochi dubbi anche per un conciliante Luca De Carlo. Quando possiamo noi stiamo assieme perché ci vogliamo bene. Stefani sabato scorso era ai banchetti Veneto ai Veneti, che sono le parole d'ordine della Lega. Sono parole d'ordine che magari si collidono un po' con quello che è la politica di Fratelli d'Italia. No, ha ragione, anch'io sono convinto che il Veneto debba andare ai Veneti. Infatti noi di Fratelli d'Italia siamo tutti veneti e convintamente veneti, convintamente italiani, quindi non possiamo che abbracciare questo slogan del mio amico Alberto. E sono proprio i numeri della raccolta firme avviata dalla Lega a dare forza alla presenza, in ritardo va detto, alla cena per un impegno milanese, del segretario leghista Alberto Stefani. Abbiamo
Abbiamo lanciato una raccolta firme che in questi giorni sta ottenendo un successo clamoroso e contiamo di superare le 50.000 firme nel più breve tempo possibile. Pace fatta tra Lega e Fratelli d'Italia. Non ancora perché, nonostante le rassicurazioni di Capezzone, il pragmatico Flavio Tosi ricorda agli alleati dove vengono prese le decisioni. Come è sempre stato, verrà presa dal tavolo nazionale, perché se Flavio Tosi ovviamente propone un candidato per Forza Italia, Stefani lo propone per la Lega, De Caro lo propone per Fratelli d'Italia e De Poli lo propone per Noi Moderati, e quindi non arrivi mai alla soluzione. Vi spaventa l'idea di una corsa solitaria della Lega? Ma non ci sarà mai. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra che non ci sarà una corsa solitaria, perché sarebbe l'unica possibilità, perché in centrodestra in Veneto ha sempre vinto a mani larghe e vince a mani larghe questa volta, perché il centrosinistra in Veneto non tocca palla. Può toccare palla solo se il centrodestra corre diviso. Andiamo a Vicenza. Nella notte gli attivisti dei centri sociali hanno rioccupato lo stabile del bocciodromo nel quartiere Ferrovieri, l'immobile ceduto dal comune destinato ad essere abbattuto per il cantiere della TAV. L'immobile che ospitava il centro sociale Il Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri questa mattina si presentava così. Apparentemente nulla sembra essere cambiato, nonostante giovedì scorso alla scadenza della concessione fossero state riconsegnate al comune le chiavi dell'edificio completamente sgomberato. Gli attivisti, dopo averlo rioccupato abusivamente questa notte, ora rivendicano lo spazio a simbolo della lotta del quartiere contro la TAV, che prevede l'abbattimento di questo come di altri condomini e abitazioni nella zona. E noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che i RICAV, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. Quindi noi siamo qua, noi occupiamo il bocciodromo, noi stiamo qua fino a quando non ci porteranno via, perché appunto crediamo che sia necessario continuare a prendere posizione e a salvare, a prendersi cura di spazi come il bocciodromo. L'occupazione non è stata l'esecuzione di un rapido colpo di mano, ma la conclusione di un corteo verso la mezzanotte composto da un centinaio di persone che da Viale Crispi ha attraversato il cavalca ferrovia Ferretto dei Ferretti, scandendo slogan e sparando fuochi artificiali. Noi siamo qua e occupiamo questo posto perché crediamo che sia necessario continuare a creare collettività e comunità. Il posto dove difendere la città, dove difendere i boschi, dove difendere quello a cui vogliamo bene, quello che viviamo ogni giorno. Il bocciodromo ci dà questa possibilità, un posto che ha un ultimo grande servizio da offrire alla comunità. Andiamo a prendercelo insieme, tutte e tutti. Quest'area, da oggi ufficialmente di proprietà di IRICAV 2, è destinata ai cantieri della TAV. Questa occupazione rappresenta un ostacolo posto da una minoranza verso un'opera di pubblica utilità. Sì, noi potremmo essere una minoranza, ma un anno fa occupavamo il Bosco Lane Rossi e il Bosco di Caalte, un anno fa dovevano abbattere il bocciodromo e noi siamo ancora qua. Noi a quelle persone dall'alto noi rispondiamo che noi difendiamo i territori, noi difendiamo le persone, noi vogliamo vivere una vita degna, quindi noi continueremo a fare quello che facciamo fino a quando le cose non cambieranno. Sull'occupazione del bocciodromo non tardano ad arrivare le reazioni politiche e istituzionali dal sindaco di centrosinistra all'ex sindaco di centrodestra. TAV, la battaglia politica, si combatte sul fronte dell'alta velocità. Da una parte i cantieri che cambieranno faccia a Vicenza, dall'altra quelli che dicono no. No TAV, gli attivisti che fanno resistenza, che si oppongono, che manifestano. Destino vuole che uno degli edifici che verranno abbattuti dalla TAV sarà proprio il bocciodromo, da 15 anni casa degli attivisti che si stanno battendo contro non solo la costruzione ma anche il concetto di alta velocità. D'altra parte è pure scaduta la concessione per l'utilizzo della palazzina di Via Rossi ai Ferrovieri. Gli attivisti hanno traslocato, hanno portato via tutto, hanno restituito le chiavi al comune e poi hanno occupato quello che è rimasto,
un guscio vuoto, una palazzina destinata a essere abbattuta. La domanda che viene da farsi è: perché, se erano già dentro, uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra? Se avevano deciso che occupazione dovesse essere, perché prima traslocare? Perché occupare degli spazi che, svuotati, non sono più attrezzati per vivere? Certo è che oggi la reazione politica del centrodestra è forte, a cominciare dall'ex sindaco targato Fratelli d'Italia, Francesco Rucco, che chiede all'attuale sindaco del Partito Democratico di attivarsi per far sgomberare il bocciodromo. Ancora una volta la dimostrazione di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole, e quindi provveda immediatamente il sindaco a fare intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. E il sindaco cosa risponde? Beh, da parte sua anche Giacomo Possamai condanna l'occupazione. È evidente che non ci possono essere giustificazioni per l'occupazione di un immobile se quell'occupazione è abusiva. Tra l'altro quello è un immobile che tutti sappiamo verrà abbattuto. Per noi è cruciale che il lavoro fatto da questura, prefettura in maniera eccellente in questi mesi possa proseguire, quindi che venga mantenuta comunque la pace sociale, l'ordine pubblico, perché questa è una città che ha bisogno di poter proseguire serena e tranquilla. Siamo alla cronaca, il giallo di Borgo Veneto sul corpo della 55enne che ancora lotta tra la vita e la morte in ospedale. I sanitari avrebbero riscontrato dei segni sospetti. È ancora intubata, in prognosi riservata. Sono gravissime le condizioni della donna di 55 anni trovata incosciente vicino al corpo senza vita del compagno, ucciso da un colpo di pistola che sembra essersi autoinferto. Cosa sia accaduto resta ancora un vero e proprio giallo, anche se sul suo corpo sarebbero stati riscontrati dei segni che potrebbero essere compatibili con quelli di una lotta, segni che rafforzerebbero una delle ipotesi degli inquirenti, quella del tentato omicidio-suicidio. Se queste sono ipotesi che solo l'eventuale testimonianza della donna e i risultati dell'autopsia sul corpo di Silvano Vigato, il compagno 65enne trovato senza vita nella villetta di Via Rossini, potrebbero suffragare, di sicuro sono risultati negativi gli esami tossicologici effettuati. Nessun indagato per il momento nel fascicolo aperto dalla Procura di Rovigo, che indaga per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate. Le indagini dei carabinieri di Este restano aperte a 360 gradi e continuano a vagliare tutte le strade, a partire dalle testimonianze raccolte, tra cui quella di una vicina di casa che mercoledì pomeriggio avrebbe sentito qualcuno litigare nell'abitazione di Vigato, dove poche ore dopo la figlia della 55enne avrebbe scoperto la tragedia e dato l'allarme. Mattinata di incidenti lungo il passante di Mestre in direzione Milano tra i comuni di Spinea e Mirano. Tre le persone ferite, di cui una grave trasportata con l'elisoccorso. Il primo ha coinvolto un'unica vettura, il conducente è rimasto illeso ma la sua auto è rimasta ferma a centro carreggiata ed ha provocato rallentamenti. Il secondo incidente è avvenuto 1 chilometro dopo nei pressi della galleria milanese ed ha coinvolto 2 auto e un furgone. Qui sono rimaste ferite 3 persone, di cui una grave. Gli ausiliari di CAV hanno provveduto a un restringimento di carreggiata sul posto, dove si sono formate code per circa 6 km in direzione Milano, anche a causa del blocco temporaneo del traffico. Anche la polizia stradale ed il soccorso stradale. Avevi sconfitto la leucemia e sei stato strappato alla vita troppo presto. Ti prometto che sarò sempre il tuo sole. Con queste parole Giorgia ha ricordato il fratello sedicenne Gregorio nel giorno del suo funerale a Spinea. Ad accompagnarlo il rombo degli scooter degli amici. Non so descrivere la gioia, la felicità, le emozioni e l'immensa gratitudine che provavo. Il 9 luglio del 2008, il giorno più bello della mia vita, sei arrivato tu. Il dono più meraviglioso che i miei genitori e la vita potessero fare. Le parole
parole di Giorgia, sorella più grande di Gregorio Bertoli, hanno colpito i cuori delle centinaia di persone presenti nella chiesa di Santa Bertilla Spinea nel giorno del funerale del suo amatissimo fratello. Strappato alla vita troppo presto, a 16 anni, in sella alla sua moto lungo via Seggiano. Una vita non facile quella di Gregorio, che già da piccolino ha dovuto fare i conti con la malattia. A 7 anni, infatti, ti sei trovato a dover combattere un male immenso, un mostro chiamato leucemia, in concomitanza alla morte di nonna. Non hai mai mollato un secondo e hai affrontato il tutto sempre con il sorriso stampato in faccia e la tenacia di chi ha tanta voglia di vivere. La sua tenacia l'ha fatto guarire, insieme all'amore di Giorgia, mamma Iris e papà Daniele. Un ragazzo pieno di vita, amato da tutti, come dimostra la presenza di tantissimi coetanei presenti al suo funerale, stretti in forti abbracci tra le lacrime incessanti. Giorgia si è rivolta anche a Virginia, la ragazza che quella sera era con lui e che ora è ricoverata in ospedale. Da quando c'eri tu, Gregorio aveva una luce diversa. L'unica cosa che ci rincuora un pochino di quel momento tragico, ha concluso, è che non fosse solo, ma sapesse di avere te al suo fianco. Poi la promessa della sorella. Mi hai fatto conoscere il vero significato dell'amore e dell'essere amati, perché sei stata gioia nei momenti di sconforto, perché mi hai dato un motivo per cui valesse la pena vivere. Eri buono, gentile, sensibile, dolce e affettuoso. Ti ho fatto una promessa e infatti ora, che è tutto estremamente buio, io ti prometto che sarò il tuo sole e ti farò vivere in me come se fossi tu. Ti prometto che sarò forte per te e per mamma e papà, che proteggerò e conserverò gelosamente ogni singolo minuto passato insieme. Don Angelo Visentin ha ricordato il cuore con la G e un per sempre disegnato dagli amici. In quel cuore io ci aggiungo un ciao, ha detto, che diventa un arrivederci. Gregorio è stato accompagnato dai suoi amici con il rombo del motore che gli piaceva tanto. Denuncia penale Daspo di 5 anni per 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco. Nei loro confronti la denuncia per insulti razzisti dopo una partita del campionato dilettanti. Frasi discriminatorie e offensive indirizzate dalla panchina al campo da 2 giocatori del San Giorgio in Bosco a quelli del Real Padova durante la partita di sabato 18 gennaio, valida per il campionato provinciale juniores. A 2 settimane dall'episodio, la questura di Padova ha notificato a 2 giovani calciatori non ancora ventenni una denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e a uno dei 2, autore di commenti razzisti su un sito di calcio dilettantistico, anche quella per diffamazione a mezzo stampa, unita al Daspo di 5 anni firmato dal questore di Padova Marco Dorisio. Sono stati convocati e presi a verbale qui in questura i vari protagonisti, attori, quindi sia dai calciatori, responsabili delle società di calcio, e quindi è stata cristallizzata questa situazione dove a più riprese durante la partita per appunto 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco hanno rivolto frasi a sfondo proprio di discriminazione razziale nei confronti, in ragione del colore della pelle, nei confronti di 3 altrettanto giovani calciatori del Real Padova. Alle denunce penali si affianca il provvedimento amministrativo. Già formalizzato una nota alle autorità federali della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche perché per i profili di interesse adottino quelli che sono i provvedimenti di loro competenza nei confronti di questi 2 giovani tesserati. Non dovresti neanche essere qua, scimmia, negro, sei uno scherzo della natura, scimmia, negro, scimmia. Queste le frasi dette agli avversari e da uno dei 2 calciatori, scritte anche nel sito tuttocampo.it, post poi rimosso. Un episodio grave condannato dalla società calcio San Giorgio in Bosco, che resta in attesa delle indagini della Procura federale, a cui la questura ha inviato tutti gli atti. In poco più di un anno nel Padovano 3 i fatti su cui è stata chiamata a indagare la polizia e che hanno portato all'emissione di altri 3 Daspo a carico di genitori che assistevano alle partite di calcio e di basket dei figli.
Mancano poco più di 4 mesi alla dunata triveneta di Conegliano. Le penne nere del territorio sono già al lavoro. Questa mattina incontro a Santa Lucia di Piave. Il nostro obiettivo è arrivare almeno a 40.000 presenze, afferma il presidente ANA Sebastiano Favero. Basta ricordare che in Triveneto c'è il 45% dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi questo per noi è un momento importante. Conegliano è importante perché Conegliano è la culla di 3 realtà dei nostri reparti alpini, il 6º, il 7º alpini e il 3º da montagna. Insomma, Conegliano val bene una dunata triveneta, fa intendere il numero 1 dell'ANA Sebastiano Favero, che ha incontrato i presidenti di tutto il nord-est alla casetta degli alpini a Santa Lucia di Piave, tra un rancio, orgoglio e la solita operatività, un modo per serrare le fila e prepararsi a un grande evento anche nei numeri. Prudenzialmente 40.000 presenze, quindi una presenza consistente, forse anche di più, perché Conegliano, come ho detto prima, è anche un'attrazione, un punto di riferimento importante per noi alpini. Un appuntamento, dice Favero, che vuole parlare ai giovani, per il quale si sta mobilitando non solo la città del Cima, ma tutta l'area del Coneglianese. Conegliano è una città alpina per eccellenza, ci sono 30 gruppi sul nostro territorio, riguardano 17 comuni, per cui una grande adunata triveneta che guarda oltre i confini di Conegliano, perché è una durata di tutto il territorio, è veramente una grande festa che si sta preparando, guardando anche quelli che sono i valori, le tradizioni dei nostri alpini, che sono i valori, le tradizioni, la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori, e dovrà essere anche quella delle nuove generazioni. L'appuntamento è per la metà di giugno e seguirà di poco più di un mese la dunata di Biella. Le penne nere coneglianesi sono già al lavoro. Per essere pronti siamo pronti, stiamo mettendo, come ho detto prima, le cose in fila in modo che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo, perché ogni tanto questo ce lo domandiamo, però là non possiamo farci niente. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.